Allora, diciamo qualche cosa appunto su questa questione della scrittura creativa. Se ne parla molto. Voi sapete che, diciamo, è anche un po' una moda. Questa moda viene, come tante mode, viene dagli Stati Uniti d'America. Ehm, Ed è appunto una moda che ha preso piede e che, oltre che essere una moda, corrisponde forse anche a un bisogno reale, no? Di- di- di scrivere in modo espressivo e in modo, insomma, insomma, in un modo che possa ottenere un effetto, per esempio, di interesse, di comunicazione. Allora, solo una cosa che eh, vorrei dire, poi non so poi cosa farete, se mai frequenterete appunto una scuola di scrittura creativa. C'è una cosa che volevo dirvi, anche proprio perché magari, no, vale la pena che io vi dica delle cose che possono aiutarvi anche a scegliere una buona scuola di scrittura creativa o qualcosa di simile. Cioè, io penso che non si possa insegnare la creatività. Ecco, quindi c'è, c'è secondo me qualcosa di fallace, no? Nell'idea stessa di proporre delle scuole di scrittura creativa, come se voi poteste appunto andando ad una scuola di scrittura creativa diventare creativi. Ora è chiaro che la dizione scrittura creativa è da intendere per via di negazione o di opposizione rispetto a un altro tipo di scrittura che definirei scrittura funzionale, cioè una scrittura appunto che mira a informare, mentre la cosiddetta scrittura creativa mirerebbe così a intrattenere, divertire, appassionare, emozionare. Una scrittura invece che mira ad essere funzionale non mira, ecco, a questo. Il codice della strada non mira ad essere appassionante, credo che siano poche le persone che, so, nei momenti di libertà, insomma, si prendono il codice della strada per passare appunto del tempo piacevolmente, ecco. Quindi, come dire, la scrittura creativa vale come appunto una scrittura che mira appunto a intrattenere le persone. E non è, questo è importante, non è una, non è una tecnica la, la narratività, la capacità di narrare, non è una tecnica al pari, che ne so, insomma, se voi volete, insomma, sciare, imparare a sciare, immagino, io non so sciare, ma immagino che ci siano delle tecniche, ecco. Con la scrittura narrativa, il premio Settembrini appunto premia il racconto, la scrittura narrativa è una sottospecie di quella creativa, di quella che abbiamo chiamato creativa, insomma, nel senso che voi sapete che c'è anche la scrittura poetica, che peraltro può anche essere essa stessa una scrittura che narra. Anzi, le prime narrazioni erano scritte in versi, basti pensare appunto all'Iliade e all'Odissea. Ecco, ma voglio dire che la scrittura narrativa ha a che fare con una dote di cui siete tutti in possesso e che caratterizza, direi, l'animale uomo.
tant'è vero che ricordo la definizione di un biologo, di un genetista, evoluzionista, Stephen Jay Gould, molto importante, che a un certo punto disse: ma forse bisognerebbe chiamare l'uomo più che Homo sapiens, Homo narrans, come dire, l'uomo che narra, l'animale che sa narrare, sa raccontare. E quindi, come dire, è una dote, un po' come la lingua, che non è appannaggio di pochi eletti. Facciamo tutti esperienza del narrare. Non è una cosa che imparate nelle scuole di scrittura, nel senso che magari lì potete affinare questa dote, potete specializzarvi, no? nella narrazione, ecco, ma non è qualcosa che si apprende in una scuola. E questo è una cosa che a me piace sempre ricordare. Nella vita facciamo spesso questo, ci raccontiamo cose che ci sono capitate, fatti, eventi, di come ci siamo innamorati, di come il nostro amore è finito, di come qualcuno che ci era caro è morto, oppure di una nascita, oppure di un viaggio. Ecco, le occasioni sono tante, e così come le occasioni fanno l'uomo ladro, lo fanno anche il narratore. Possono appunto indurci a narrare quel che ci capita. Io oggi mi riferirò spesso appunto a questo libro che è uscito proprio in questi giorni, e quindi sì, in un certo senso faccio qualche cosa di un po' scorretto, faccio, come dire, un po' di pubblicità a questo mio libro, però in realtà poi mi sento abbastanza a mio agio, perché appunto c'è molto del materiale che io ho raccolto facendo il mestiere che faccio, cioè a vari livelli. Sono uno che tratta la parola, sia la parola scritta che la parola orale, e quindi questo libro, che si intitola L'Officina della Parola, raccoglie molte delle mie esperienze, molte delle mie conoscenze e di quelle del mio socio in affari, Giulio Mozzi, che è uno scrittore, tra l'altro mi pare un vincitore del premio Settembrino. Allora, nell'introduzione io ho cominciato con un personaggio che mi è molto caro. Ho citato da una commedia che mi è molto cara, che si intitola Il borghese gentiluomo. L'ha scritta Molière, quindi è un testo del 600. Adesso vi dico perché mi è cara e perché c'entra con quello che faremo anche oggi un poco insieme, questa chiacchierata che facciamo oggi appunto insieme. Il borghese gentiluomo, 1670, è una commedia e appunto mira a farci ridere, a farci sorridere e ridere. Il borghese gentiluomo si chiama Monsieur Jourdain, e voi dovreste cogliere, insomma, nel senso che chi viveva a quell'epoca coglieva un sottinteso paradossale in questo binomio, borghese gentiluomo, perché c'è un paradosso, è quasi un ossimoro, perché all'epoca o eri un borghese o eri un gentiluomo, perché gentilhomme oggi noi
possiamo dire di un signore, diciamo, dotato di garbo, dotato di belle maniere, elegante, cortese, che è un gentiluomo. Ma all'epoca essere gentiluomini, si era gentiluomini per nascita, perché si era nati gentiluomini. E allora ecco che, diciamo così, nacque allora quella malattia che ci affligge un po' tutti, anche voi che siete così giovani, che si chiama snobismo. Perché che cos'è lo snobismo? Noi spesso no, diciamo lui, lei sono snob, però forse intendiamo qualcosa che, diciamo, non è del tutto appropriato, o comunque è appropriato ma va un po' specificato. Insomma, lo snob è qualcuno che si dà delle arie, sì, ma si dà delle arie di essere di più di quel che è. Per cui in realtà un aristocratico, all'epoca appunto di Molière, non era uno snob. Snob erano tutti quelli che si davano delle arie di essere di più di quel che erano. E naturalmente è una malattia che tutt'oggi alligna e da cui nessuno può dirsi immune, nel senso che ognuno ci tiene a darsi delle arie e ad apparire più di quel che è. Ma questo adesso qui non ci interessa. Quello che mi interessa è questa situazione. Allora, questo Monsieur Jourdain vuole appunto acquisire arie da gentiluomo. Vuole fare il gentiluomo. C'è una lunga tradizione, sapete, di gente che vuol fare qualcosa che non è. Io non credo che nessuno di voi abbia mai ascoltato, forse sì, magari vi sarà capitato, di ascoltare una canzone napoletana che è stata composta da Carosone, si chiamava. La canzone fa: tu vuoi fare l'americano, americano, ma sei nato in Italia. Tu vuoi bere whisky and soda, whisky and soda, eccetera. Meglio che io non dia prova delle mie capacità di cantante, che appunto sono inesistenti. Quindi no, non sono uno che vuol fare il cantante, vuole darsi arie di cantante. Era solo per dirvi che appunto ci sono tante forme di snobismo. Ognuno di noi vuol fare qualcosa o qualcuno. Sempre, diciamo, lasciate che giocosamente, un po' giocherellando con voi, anzi mi piacerebbe che qualcuno di voi mi suggerisse delle nuove varianti di questo schema, di questo copione. Volevo dirvi che per esempio c'è un bel film che forse avete visto, o se non avete visto, forse almeno una scena di quel film conoscete. Questo film, che c'entra appunto con la canzone di Carosone, è un film di cui era interprete Alberto Sordi. Qualcuno di voi viene in mente per caso? Di che film o di che situazione filmica sto parlando? Io credo di sì, che qualcuno di voi magari lo sa, ma per timidezza non lo dice, però insomma ditelo, ecco, se... Comunque, allora, il film si intitola proprio Un americano a Roma. Vedo che qualcuno di voi sorride. Io ho fatto per molto tempo l'insegnante nelle scuole medie superiori, e allora questa situazione mi piace, perché quante volte mi è capitato che ho detto, no, qualcuno di voi lo sa,
e c'era un silenzio, anche se sentivo che alcuni lo sapevano. Poi quando io lo dicevo c'era quel momento, come dire, lo sapevo, insomma, lo sapevo, ecco. No, ma mi ha fatto proprio ricordare. Lo sapete, è importante che lo sappiate, ma non perché per nozionismo, no? Ma quel film è interessante, è un film, volevo soltanto dirvi, io per spiegare Messier Jourdain mi servo di Carosone e di Sordi, e per spiegare Carosone e Sordi mi servo di Molière e Messier Jourdain. A me piace così fare letteratura, fare cultura, fare il docente, fare l'insegnante. Mi pare che appunto la letteratura, il cinema ci metta appunto a disposizione tanto materiale utile anche per capire chi siamo. Ecco. E allora, appunto, Sordi vuol fare l'americano e molti di voi, insomma, forse ricorderanno una sorta di scena molto, molto bella anche, no? Cioè, la scena in cui lui, diciamo, vuol fare l'americano, ma un po' come Messier Jourdain, adesso lo vedrete, insomma, non è così ben informato circa le abitudini di vita degli americani. Allora ha in mente che però gli americani hanno uno stile di vita, anche uno stile di alimentazione molto diverso da noi italiani o noi romani, perché lui poi appunto è un romano, anzi un romanaccio, no? Un romanaccio di Roma. E quindi si mette in testa, no? di farsi un piatto tutto americano che, insomma, prevede una serie di intrugli, non mi ricordo bene, e quindi, come dire, disprezza quello che la mamma tradizionalista gli aveva cucinato, gli aveva preparato un piatto di maccheroni, il sugo di pomodoro, ecco. E allora appunto lui comincia a mangiarsi questo piatto americano, e lo trova schifoso. Per cui c'è questa battuta che è diventata anche una cosa, tipo una pubblicità, insomma, riguarda appunto il piatto di maccheroni che da prima aveva, diciamo, disprezzato, no? Lo guarda e appunto gli si rivolge come se si rivolgesse ad una persona, no? E dice: maccherone, tu m'hai provocato, mo me te magno. E quindi, come dire, con grande soddisfazione appunto si mangia il piatto di maccheroni. La situazione di Messier Jourdain è un'altra, ma voi capite bene che è analoga. Lui fa il borghese. E allora cosa fa? Assolda dei maestri che lo aiutino appunto a sgrezzarsi. Sapete l'espressione sei un grezzo, no? Ecco, e quindi naturalmente c'è il maestro di danza, di scherma, c'è anche il maestro di filosofia. E il maestro di filosofia, in realtà, la parola maestro di filosofia all'epoca significava tante cose, tra cui anche un maestro capace di insegnargli a parlare e a scrivere. Messier Jourdain sapeva parlare e scrivere, ma insomma appunto voleva appunto sgrezzarsi, voleva frequentare una scuola di scrittura. Ecco, lui è ricco, non ha il titolo, non ha la nobiltà, ma appunto può pagarsi un maestro di scrittura. E allora appunto si rivolge a questo maestro perché lui vuole scrivere una lettera d'amore a una bella signora di sua conoscenza. Qui, come dire, se volete,
questa anche è una situazione topica vuol dire ricorrente, insomma, no? Qualcuno di voi forse avrà, anche qui, magari qualcuno, adesso io faccio un po' questi giochini, un po' stupidini, insomma, ma c'è un'altra grande pièce, più recente, insomma più recente, non recentissima perché è tardo ottocentesca, di qualcuno che aiuta qualcun altro a scrivere lettere d'amore. Allora, forse... perfetto. Il Cyrano de Bergerac, che è un'altra grande bella pièce, dove appunto c'è qualcuno che è un bel tipo, sapete, bello ma insomma non tanto brillante, e c'è poi Rossana che invece è bella e brillante. A Cyrano de Bergerac invece che è brillantissimo ma brutto. Soprattutto a deformarlo è il naso, ha un naso bitorzoluto, insomma, no? Tant'è vero che in sua presenza nessuno deve mai nominare la parola naso, perché Cyrano de Bergerac, tra l'altro, è un abilissimo spadaccino. Quindi, se qualcuno di voi, vabbè, insomma, se qualcuno di voi si dimentica, insomma, di questo tabù e nomina la parola naso, è appunto a rischio di pelle. E lì c'è appunto Cyrano scrive le lettere per questo amico, bello ma poco brillante, essendo lui stesso innamorato di Rossana. Ed è proprio grazie alle lettere che Cyrano scrive e che l'altro appunto poi spaccia per proprie, e addirittura ci sono operazioni, come dire, qui ci sono addirittura dei dialoghi in cui Cyrano fa la parte del suggeritore, si nasconde, Rossana provoca, non mi ricordo più il nome del giovanotto, insomma, no? E il giovanotto di solito non sa mai che pesci pigliare, che cosa dire, e allora Cyrano appunto gli suggerisce delle risposte intelligenti, brillanti, spiritose, ed è così che lui appunto conquista, lui, il giovane amico, conquista Rossana, a dimostrazione appunto, no, che la parola può fare la differenza, no? Che la parola può colpire, perché la parola, come dire, ha a che fare appunto anche con quel che siamo. Quante volte c'era un'espressione invalsa quando ero ragazzo, ricordo, no? Poteva essere, questa è una cosa se volete, ma io ve la dico dalla parte dei maschi, ma poteva valere anche dalla parte delle femmine, no? Bea, e se bea, ma quando che averse a bocca? Cioè, a dire, è bella o è bello, certo, però appena si mette a parlare è un disastro. Capita, capita, no? Ecco, dice, allora lei professore cosa dice? Bisogna frequentare le scuole di scrittura creativa, ma non so se basti, ma insomma, volevo dirvi appunto, lo so, vedete, quello che sto facendo con voi in questo momento è anche creare un poco di suspense, anche questa è una piccola arte narrativa, insomma, se volete. Allora, quello che volevo dirvi appunto è che diciamo, la parola ha un suo potere,
E allora Messie Jourdain vuole appunto dotarsi di questo potere e chiede al maestro di filosofia, come vi dicevo, no, di aiutarlo a scrivere una lettera d'amore. Il maestro chiede se intenda scriverla in versi e il protagonista dice no, non in versi. Il maestro ne deduce che voglia scriverla in prosa. Ebbene no, Jourdain non vuole scrivere nemmeno in prosa. Come sarebbe? Esclama il maestro. Bisogna pure che sia scritta o in un modo o nell'altro. Perché mai? Insiste Jourdain. Perché, spiega il filosofo, per esprimerci possediamo soltanto la prosa o i versi. Jourdain cade dalle nuvole. È mai possibile una cosa del genere? Il maestro ribadisce: tutto ciò che non è in prosa è in versi, e tutto ciò che non è in versi è in prosa. Allora Jourdain, sempre più sorpreso, chiede: e quando si parla, che cos'è? Prosa, naturalmente. Dopodiché il dialogo continua così, e vi cito Messie Jourdain. Come? Quando dico: Nicoletta, portami le pantofole e dammi il berretto da notte, è prosa? Sì, signore. Per tutti i diavoli! Sono più di 40 anni che parlo in prosa senza saperlo. Vi sono molto grato di avermi informato. Ecco, è un momento di, secondo me, di suprema comicità, ma c'era anche un piccolo momento di verità, no? Ecco, parliamo di racconto, parliamo di narrazione, parliamo per esempio di retorica, parliamo di grammatica, parliamo di stile, ma sono tutte cose che già facciamo. Sono partito appunto dicendovi: guardate che narrare non è solo appannaggio degli scrittori. Narrate tutti. E vorrei dirvi una cosa ancora più generale. È stato ricordato appunto che io insegno teoria della letteratura. Allora ho un'idea molto semplice, ma ci terrei a formularla a voi. Uno potrebbe anche spaventarsi: teoria della letteratura, chissà che complicazioni, ecco. Però volevo soltanto dirvi questo, insomma. Che cos'è? Dov'è questa letteratura? Insomma, è sparsa un po' dappertutto. Ce n'è tantissima. Se ne fa tantissima non solo sui libri, se ne fa tantissima oralmente. Il mondo è pieno di letteratura, nel senso che è pieno di racconti, per esempio. C'è tanta gente che sa raccontare, no? E il premio Nobel lo si dà solo ai narratori, qualche volta anche ai poeti, ma più raramente. Ai grandi narratori che scrivono e pubblicano. Non c'è il premio Nobel della narrazione orale, ma c'è gente che se lo meriterebbe. C'è un sacco di gente, forse anche tra voi, forse anche tra i vostri amici, tra i vostri conoscenti, che è dotata di questa capacità di racconto, sa raccontare. Io come mi scelgo i miei amici? Su questa base. Voi direte: beh dai, insomma, un paradosso. Ma sì, anche, però, allora mettiamola così. Non so come la pensate voi. C'è gente
che siccome tutti dobbiamo raccontare, no? Dobbiamo dire cosa ci è capitato. Sì, ho capito, si può essere anche muti, ma anche se si è muti, poi insomma allora ci saranno altri modi per raccontare, appunto per iscritto. Allora, quello che volevo dirvi è che io scelgo i miei amici su questa base perché molto spesso il parametro, ma non è un parametro che mi sono prefissato. Il parametro con cui scelgo di frequentare qualcuno ha molto a che fare con, diciamo così, il piacere di scambiarsi parole, racconti o anche non racconti. Per cui, ve lo dico subito, ci sono persone che per una serie di motivi sono poco frequentabili, non sono affatto cattive persone, ma sapete che difetto hanno? Non sanno raccontare, sono noiosi come la morte. Sono persone che ti dicono, ti racconto, e cominciano a raccontarti per filo e per segno cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto. Dopo un po' ti stai annoiando, vorresti andartene, liberarti di lui, di lei. Ci sono delle telefonate che mi sono state fatte che avrei voluto sprofondare, fuggire. Invece ci sono delle persone che a volte anche parlando di cose minime che gli sono capitate, le ascolti volentieri, sono vivaci, sono, come dire, sono spiritosi e le ascolti. È il piacere di ascoltare qualcuno che ti racconta di cosa ha fatto, di cosa ha visto. Altre persone no. Allora voi direte, beh, ma insomma, sei crudele? No, non sono crudele. C'è una persona, ricordo, è una professoressa universitaria, una docente, studiosa davvero brava. Ogni volta che parlavo con lei, non so dove mi andava la mente, dopo un po' non stavo ascoltando, lei se ne accorgeva perché appunto si accorgeva che mi distraevo, ma era più forte di me perché no, era ripetitiva, noiosa, non riuscivo a concentrarmi su quello che lei diceva. Guardate che è un aspetto importante della vita, insomma, no? Alla lunga, cioè la capacità appunto di raccontare. Voi lo sapete, perché voi avete a volte la fortuna di avere insegnanti bravi, questo intanto preparati, e questo è importante, ma avete anche forse la fortuna di avere degli insegnanti capaci di raccontarvi la loro materia, forse anche l'insegnante di chimica, forse anche l'insegnante appunto di fisica, cioè di matematica. Allora quello cambia, però lo so, ad ognuno di voi è capitata la disgrazia, prima o poi, di imbattersi in un professore noioso. È terribile. 1 ora o 2 ore con un professore che appunto non sa raccontare, nel senso che provavo a dirvi qualcosa di devastante. Ci sono persone cui tasso di noiosità addirittura ammirevole per certi aspetti, insomma, non è neanche così semplice essere così noiosi, così. Ricordo che avevo, vedete, lo so, io in questo momento voi direte, tu professore stai digredendo, sto digredendo, ma fa parte del gioco, poi ritorno al mio tema. Perché anche questo è un difetto, digressione nella digressione. Sapete quelli che cominciano, poi digrediscono, si era cominciato a parlare di una formula chimica e poi improvvisamente si sta parlando di piselli, di come si cucinano i piselli. Come
un certo punto tu ti chiedi, ma come mai siamo giunti da queste parti? Eravamo partiti da tutt'altra parte, insomma. Certo, vedete, cominciamo a entrare, no, nel merito delle cose che qui ci interessano, sia pure in modo un po' scherzevole forse, no? Ma io penso che questo sia anche un modo giusto, no, di porre le cose, ecco. Bisogna saper, come dire, combinare, no, la digressione, no, con una linea espositiva o narrativa per cui poi non ci si disperde soltanto, no? Poi si esce da un percorso per ritornarci, per uscirne e ritornarci ancora. Allora vi stavo dicendo, però non perdo la linea di questo mio collega, era straordinario, era una persona appunto gentile, buona, brava, intelligente. La noia non ha a che fare con la mancanza di intelligenza, niente affatto, niente affatto. E però, come dire, ricordo che io, anche un po' provocatoriamente, gli chiedevo come va il corso che stava tenendo all'università. E io sapevo bene che lui era di una noia mortale. E allora lui mi disse, va bene, sta andando bene. Certo, mi stupisco sempre del fatto che all'inizio sono 100, 150, alla fine sono 7, 8. Ah, dico, ti stupisci? Ma chissà, forse, sai, insomma, i ragazzi hanno tanti impegni. E poi quando ci si avvicina a dicembre, Natale, forse... non si sapeva come mai c'era questo crollo, no? Dell'audience, ecco. Invece la ragione c'è. Ed è appunto lui non sapeva, lui che insegnava storia contemporanea, credo, non sapeva raccontare la storia. E questo appunto era un problema. Quindi, Message Jourdain, tutti sappiamo narrare, potenzialmente è una dotazione umana, appunto, come diceva Stephen Jay Gould. E però appunto bisogna appunto saperlo fare. E dunque quella scoperta dell'acqua calda che fa Message Jourdain, ma come? Io scrivo in prosa. È la stessa scoperta, no? Che fa, per esempio, Massimo Troisi, se qualcuno di voi conosca, no? Cioè ha visto film di Troisi, insomma. C'è un film, magari faccio proprio una piccolissima, qualcuno di voi ha visto un film che si intitola Il postino di Neruda? No, nessuno. Qualcuno sì, mi pare. Vabbè, non importa, no, è un film dove c'è un postino e la situazione, se volete, un po' da Borghese Gentiluomo o da Cyrano de Bergerac. C'è un postino che vorrebbe far colpo su una giovane donna che abita nell'isola, interpretata da Maria Grazia Cucinotta. Insomma. E va a scuola di scrittura da Neruda, perché Pablo Neruda, un poeta importante, io credo che qualcuno di voi lo conosce oppure comunque ne ha sentito parlare, e appunto diciamo così, vorrebbe dedicarle una poesia, ma non sa come si fanno le poesie. E ad un certo punto Pablo Neruda gli spiega appunto che poesia significa saper fare metafore. Allora, appunto, queste metafore, cosa sono mai le metafore? No? E appunto,
Vi cito dal, dal libro, perché il film è tratto da un... Anzi no, vi cito dal film. Non mi ricordo più se sia il film o se sia la sceneggiatura o il testo, che è di Antonio Scarmeta. Comunque, Neruda gli legge una sua poesia. Che te ne pare? Chiede Neruda a Mario. Mario è Massimo Troisi. Strano. Strano. Sei un critico severo. No, Don Pablo, non è la poesia che è strana. È strano, è come mi sentivo io mentre la dicevate. E come ti sentivi? Come posso spiegarmi? Quando lei recitava la poesia, le parole andavano di qua e di là, come il mare allora. Sì, ecco, si muovevano come il mare. Questo è il ritmo. E mi sentivo strano perché con tutto quel movimento mi veniva il mal di mare. Era una barca cullata dalle sue parole. Una barca cullata dalle mie parole. Lo sai cosa hai fatto, Mario? Che cosa? Una metafora. Però non vale perché è venuta così, per caso. Non c'è immagine che non sia casuale, figliolo. È la stessa situazione di Molière. Cioè, diciamo metafora e ci immaginiamo appunto chissà che cosa, come quando io dico, non lo so, ossimoro, o quando io dico, ditemi voi, Sineddo, che metonimia, qualcuno di voi magari ne avrà sentito parlare, magari appunto a scuola avrete, no, anche, vi sarete appunto occupati di sinonimie, metonimie, in questo o quel poeta, ecco. Ma qual è il punto? Che le facciamo tutte, che le facciamo tutti, metafore, sinonimie, ossimori. Provate a pensare, no? Cosa sarebbe la vita se non ci fossero le metafore? Cioè, se noi ogni volta dovessimo adoperare per dire una certa cosa, per raccontare appunto una certa situazione anche mentale, per esempio, un'emozione, un sentimento, una sensazione, no? Non avessimo a disposizione le metafore. Vi ricordate? Come posso spiegarmi? Cioè, sente qualcosa, ma come fa a dirla? No? La medicina ha un linguaggio specifico per dire, per descrivere certe sensazioni penose o d'altro tipo, no? Ma tutti noi, per esempio, sentiamo, proviamo sentimenti e abbiamo bisogno di metafore. E senza metafore, come dire, il mondo imploderebbe, perché non sapremmo come dire, non sapremmo come esprimere tante cose che sentiamo, appunto. Per dirle abbiamo bisogno di trovare altre parole che diano conto, no? Di quello che sentiamo, proviamo, pur non essendo le parole, come dire, pur avendo un valore appunto traslato, ecco. Abbiamo bisogno di figure retoriche, ma questo però, poi lo so, appunto, sono cose che studiamo e quando magari le studiamo possono apparirci inevitabilmente complicazioni, appunto, ma il fatto è che viviamo di questo, santo cielo, viviamo con queste parole, no? E ne abbiamo proprio bisogno. Molti di noi a volte
per spiegarsi con l'altro, con la persona cara, amata, con un padre, una madre, un fratello, un'amata, un amato, un qualcuno che conta, per dire di sé all'altro, deve trovare delle parole giuste che diano conto, no? Di quello di quello che sente. Ecco, tutto questo spazio ha a che fare appunto con tutto questo spazio ha a che fare con la letteratura. Quindi la letteratura, come dire, si infiltra da tante parti, in tanti momenti della nostra vita, insomma. Vi volevo fare degli esempi. Ci sono persone che, a proposito di noia o di vivacità, ci sono persone che sono capacissime di raccontare delle storielle comiche, delle barzellette. Beh, ma la barzelletta è letteratura. E certo che lo è. Cioè, sono piccole storie, piccole storie, con un capo e una coda, con un inizio e una fine, che mirano ad ottenere certi affetti e che ci restituiscono immagini di noi, di come siamo, di come viviamo, immagini appunto che ci colpiscono, che ci impressionano, per esempio ci fanno ridere, sorridere, però bisogna saperle raccontare. Quante volte vi è capitato, insomma, no? Che qualcuno racconti una barzelletta e non c'è niente da ridere, la racconta un altro e ridete. Com'è? Com'è la storia? Vuol dire che vuol dire che in un mondo dove regna certamente l'uguaglianza sul piano formale, poi sul piano sostanziale non siamo tutti uguali, c'è chi sa raccontare le barzellette e c'è chi non sa raccontare le barzellette. Ecco che, diciamo così, ognuno di noi può aspirare a raffinare qualcosa che già sente in sé. A questo possono servire, appunto, può servire al limite, può servire anche un incontro come quello che stiamo facendo qui adesso, cioè non tanto a insegnarvi la poesia, non tanto ad insegnarvi a fare buone metafore. Per esempio, soffermiamoci appunto su questa capacità di fare buone metafore. C'è gente che naturalmente possiede questa capacità. La capacità della parola pronta, della battuta, spesso le metafore corrispondono anche a delle battute, insomma, ecco. E quindi questo, come dire, non è una cosa che una scuola di scrittura può insegnarvi, no? Ad essere inventivi, no? Cosa vuol dire fare delle buone metafore? Fare delle buone metafore vuol dire collegare due ambiti diversi, anche lontani, no? E fare scoccare come una specie di scintilla, no? Perché dall'accostamento, no? Da questo accostamento è come se ne sprizzasse, no? Sprizzasse una scintilla. Faccio un esempio veramente molto, come dire, molto semplice e magari, come dire, può parere anche, forse non è nemmeno propriamente una metafora, anche se c'è un aspetto metaforico, sembra come un puro gioco di parole, no? L'avrete sentito. Il traduttore è un traditore. È un gioco di parole, un calambur, però no? C'è un piccolo elemento di verità. C'è un piccolo elemento di verità. Nel senso che il traduttore, per quanto
per quanto diciamo accurato, per quanto fedele, un poco tradisce sempre l'originale. Quindi da questo accostamento improvviso ne scaturisce un momento di verità. Vi racconto allora, provo a raccontarvi, io non sono chissà quale raccontatore di barzellette, ma ve ne racconto una che è molto vecchia e c'entra con qualcosa che abbiamo già detto. La raccontava uno straordinario narratore di barzellette, morto da un bel po' di tempo, che si chiamava Walter Chiari. Chiedo, proprio per mia curiosità, c'è per caso qualcuno che ha mai sentito parlare di Walter Chiari? No. No, guardate che non è, dice, ma ti stai interrogando, anzi, come dire, sapete, ci sono degli eroi televisivi che 10, 20, 30 anni dopo non se ne parla più, questo varrà anche per gli eroi televisivi di oggi. Allora, io mi ricordo, lui era molto bravo nel raccontare storielle comiche, dove il punto spesso non era tanto e soltanto, come dire, il finale. Voi sapete che è molto importante il finale perché si crea molta attesa, no? Come dire, questo vale anche molto per i racconti, poi vedremo appunto un altro finale da racconto. Allora, volevo dirvi, si crea molta attesa e quindi, come dire, può succedere che poi il finale ci deluda. L'arte del racconto è un'arte che prevede che si cominci, si porti, si svolga il materiale, appunto, il materiale narrativo, lo si porti ad un buon punto di cottura e che poi ci sia una specie di momento finale. Insomma, lasciatemi adoperare una parola di quello che forse è stato il critico letterario più grande del mondo, cioè di Aristotele, che non a caso parlava di catarsi. Cioè un momento in cui la tensione si risolve. E allora, se ci pensate, Aristotele stava pensando alle barzellette, si crea una certa tensione e quella tensione deve risolversi a un certo punto, no? Deve esserci un momento appunto in cui attraverso il riso si scarica quella tensione, no? Ricordo di un momento drammatico della mia vita di insegnante, perché raccontai una barzelletta in classe e mi accorsi con spavento che mano a mano che la raccontavo stavano già ridendo e più andavo avanti a raccontarla e più ridevano e mi rendevo conto che il finale non poteva essere più all'altezza, cioè c'era già stata così tanta c'era già stato così tanto divertimento, avevano così tanto riso che quando poi ci sarebbe stato il momento finale catartico non sarebbe stato catartico, infatti non fu. Cessarono di ridere nel momento in cui dovevano ridere. Ero stato capace appunto di montare, no? Di far crescere una certa tensione e poi però appunto ce n'era fin troppa e il finale non era all'altezza, insomma, no? di quella tensione narrativa, ecco. Vedete che stiamo già ragionando appunto su questioni che forse come giudici di un premio letterario magari vi avranno anche già, le avrete già prese in considerazione, cioè come dire, non si tratta solo di creare una tensione, si tratta di svilupparla, si tratta appunto poi di portarla appunto fino a un punto di catarsi. Ma allora torno appunto a questa storiella che raccontava Walter Chiari e volevo subito dirvi che ve la racconto appunto perché secondo me le storielle comiche, le barzellette, i notti di spirito, sono tanto più belli secondo me quanto più ci dicono delle verità. Delle verità. Le barzellette, come tutta la letteratura, quando ci piacciono, è perché vedono giusto,
ci fanno capire cose di noi. E allora questa barzelletta, una delle tante insomma, che potrei raccontarvi, è questa più o meno, e naturalmente appunto non ho né il tempo né la capacità di far crescere chissà quale tensione in voi per poi magari deludervi con un finale. Mi interessa però arrivare al punto, no? Il punto qual è? Allora, c'è una coppia, lui appunto è impiegato in un certo ufficio e decide di invitare il suo capo ufficio, spera in una promozione. Quindi la tensione vedete che si crea. La moglie è d'accordo, organizzano questa cena. C'è un problema. Hanno un figlioletto, tipo Pierino, cioè un po' incontrollabile. Ecco altra tensione che si aggiunge, insomma. Come fare? Perché è importante questo? Perché Walter Chiari ci dice che questo signore non è altro che un epigono di Cyrano de Bergerac, cioè è un signore gentile e anche buono, ha un difetto, anzi due, uno fisico, uno morale. Uno fisico ha un grande naso, uno morale non sopporta che glielo si faccia notare. È proprio Cyrano de Bergerac. Allora il problema del bambino, adesso voi capite, non è solo il problema che il bambino è discolo. Il problema è che il bambino non deve assolutamente nominare quella parola. E d'altra parte, come dire, il bambino gioca un ruolo importante. Al capo ufficio piacciono i bambini. Gli piacciono. Lui, insomma, ci va d'accordo. Quindi il bambino è anche una risorsa, ma appunto può essere anche un problema. Ecco che si è creata una tensione. Io l'ho fatto a modo mio, Walter Chiari lo sapeva fare davvero alla grande. Andate a vedervi su YouTube, esistono tutta una serie di esemplificazioni appunto della capacità di Walter Chiari di narrare. Io ve li consiglio quei pezzi. Chiunque di voi è interessato al narrare, alla narrazione, alla capacità di creare suspense, può imparare molto da Walter Chiari. Un docente può imparare molto da Walter Chiari. Vabbè. Allora, insomma, naturalmente arriva il capo ufficio, grandi feste, no? Ecco, ed ecco qui il nostro bimbetto. Ah, io vado pazzo per i bambini, caro, vieni. Dice il bimbetto, no, un momento però. Volevo dirti una cosa. Che cosa, bambino? Terrore. Ma tu, capite? Tensione, no? Come mai hai, che cosa? Quella cravatta tutta gialla. No, sì, ci si distende, insomma, ecco. Ora, Walter Chiari era molto bravo nel fare che cosa? Nel portare appunto la situazione, per cui nel portare la situazione a un punto di tensione massima, no? Per cui continuamente il bambino è lì per dire una cosa che naturalmente tutti noi crediamo, pensiamo che avrà a che fare con il grande naso del signore, del capo ufficio. Invece ogni volta c'è uno stornamento di quella tensione, perché non nomina mai il naso, insomma. Addirittura a un certo punto il bambino va a letto, grande momento appunto di distensione, però poi in pigiama torna fuori e dice: ma io però volevo sempre dirti, avevo sempre pensato di dirti una cosa che mi ha molto colpito di te. Che cosa? Sei molto simpatico, grande. Non è questo il momento di ridere. Potete anche, dice, no, vogliamo premiarti professore con un riso, anche se la barzelletta non ci farà ridere. No, ma non era questo il momento
il momento del riso. Il momento del riso viene poco dopo, perché appunto finalmente questo, lasciatemelo dire, rompipalle di bimbo, insomma, esce di scena, i genitori finalmente si distendono, è il momento del caffè, e quindi insomma si porta il caffè in tavola, ci si distende e appunto nel dare il caffè, nel dare il caffè al suo ospite, la signora dice al suo ospite: quanti cucchiaini di naso vuole? Allora, come dire, questa storiella, insomma, che secondo me, come dire, è in qualche modo, insomma, sta alle regole aristoteliche, no? Cioè, la catarsi c'è. E qual è la catarsi? No? La catarsi corrisponde a un grande momento di verità. Vogliamo provare, come dire, a esplicitarlo, a fare invece che i creativi, i critici letterari, insomma. Secondo voi qual è, in poche parole, non cerchiamo in chissà quale filosofia o in chissà quale teoria, insomma, no? Le parole per dire della verità semplice ma potente che c'è, che salta fuori, no? In questa storiella. Qualcuno di voi vorrebbe esplicitarla? Qual è la verità che salta fuori? Mi verrebbe da dire che molti di voi potrebbero esplicitarla e lo farebbero se non fossero così timidi e se non ci si conoscesse così poco, no? Però anche se voi non la verbalizzate, la sapete, l'avete già capita. Così funziona la letteratura, non è come la filosofia. E la verità più o meno è questa, no? Che c'è una specie di legge che riguarda noi umani, e cioè più tu reprimi qualcosa, più quel qualcosa che tu reprimi salterà fuori. Freud parlava del ritorno del represso, qualche cosa che tu fai di tutto per appunto reprimere, ma prima o poi, proprio con una sorta di proporzione inversa, no? Quello che tu hai represso ritornerà. Guardate che non è poca cosa, insomma. Questa storiella comica ci mette davanti a questa verità che come dire, ancora più in breve, spero di ricordarmela, perché voi sapete quanto è importante, no? Quando si racconta una storiella comica, non interrompersi dicendo continuamente: no, scusa, ho sbagliato, no, aspetta, non finiva così, e vabbè, però, no, cioè, allora, non raccontarmela, no, aspetta, perché è il contrario di quello che ti ho detto, aspetta, insomma, allora. E allora, questa storiella comica è ancora più breve, io qui un po' tremo perché appunto, non so se la ricorderò, la ricordo bene, ed è veramente brevissima, si gioca tutto appunto sull'istante. Sapete che ci sono a volte anche ritmi molto diversi, ci sono storielle comiche o racconti lunghi, distesi, e ce ne sono altri che invece puntano appunto alla concisione. Qui è molto importante la rapidità. Ecco. Allora, questa storiella, come dire, c'è una monaca. Questa monaca pesta una cacca e sbotta: ho pestato una merda. Cazzo, ho detto merda. Minchia, ho detto cazzo. Vaffanculo, quella volta lì non volevo neanche farmi monaca. Come dire, c'è una specie di
c'è una specie appunto di ritorno del represso, più lei cerca più lei cerca di reprimere questo ritorno del represso, e più questo ritorno del represso si impone, fino a una specie di rivelazione finale, no? Appunto, non volevo neanche farmi monaca, insomma, è come un momento appunto di grande rivelazione, di grande catarsi finale, che corrisponde ancora una volta a un momento di conoscenza. Ripeto, però la conoscenza ha a che fare appunto con la storia in sé. Per dire che cosa? Per dire che per avanzare qualche cosa su cui poi magari ritorneremo, e cioè che molti di noi, molti di voi pensano che la letteratura abbia a che fare con cose gravi, importanti, no? Come che bisogna assumere un'aria grave, seria, no? Quando si parla di letteratura. E lo dico perché spesso, anche quando magari qualcuno di voi può, come penso che magari qualcuno di voi sta già facendo, no? Vuole scrivere un racconto, un testo poetico, un romanzo, magari qualcuno di voi ha già scritto un romanzo, non lo so. Quante volte mi è capitato di parlare con amici che mi hanno detto: no, ma io a 16 anni avevo scritto un romanzo, poi non ho fatto niente, ma ecco, può succedere. Ecco, no, ma volevo dirvi, è sbagliata l'idea di scrivere sulla base, no, di intenti molto, come dire, profondi, no? Molto seri, molto gravi. Quando uno si mette in testa, no, dice adesso io scrivo e voglio, insomma, raccontare qualcosa che ci dica come la solidarietà sia un valore importante nella vita, come appunto l'egoismo invece sia qualcosa che non va bene, e quindi racconterò una storia dove appunto grandi valori della solidarietà brilleranno, mentre l'egoista si dimostrerà che l'egoismo è qualcosa di brutto, che va condannato. Ai, vi siete messi, come dire, sulla cattiva strada di buone intenzioni. È lastricata la strada che porta all'inferno. A quale inferno in questo caso? All'inferno della cattiva letteratura. Cioè tutta la letteratura fatta, contrabbandata, dove si contrabbandano dei pistolotti morali, no? Invece che dedicarsi alla cosa in sé, che è il piacere di raccontare o di ascoltare un racconto, di leggere un racconto, non aiuta. Gli esempi che vi ho fatto, in qualche modo, sono esempi che ci dicono cose importanti sul nostro essere uomini, donne, esseri umani, appunto. Ma lo fanno così, lo fanno prima di tutto perché chi racconta, sia esso si tratti di un racconto, di un romanzo o di una storiella comica, si fa portare un po' dal piacere del racconto, no? Cioè il piacere di raccontare una certa situazione, il piacere di farci ridere, sorridere, o di commuoverci anche, no? Però appunto facciamoci portare da questa, come dire, da questa ispirazione. Veramente, come dire, che sia sempre il divertimento il parametro. Il divertimento non va in senso inverso, non è qualcosa che, diciamo così, che va a detrimento
del bello o del serio, no? Come sanno i bambini, quando si gioca, per giocare, bisogna essere molto seri, bisogna concentrarsi sul gioco. I bambini non sopportano il grande che prende poco sul serio i loro giochi. No, se vuoi giocare con me, sì, serio. E così, se volete giocare, se vogliamo giocare al gioco della letteratura, al gioco del teatro, al gioco della poesia, al gioco del cinema, ci vuole serietà. Sono giochi, ma sono giochi seri. E sono giochi appunto che poi, se ben giocati, appunto, ci dicono cose importanti su di noi, ci comunicano qualcosa di importante. Allora adesso chiudo una prima parte perché vorrei fare poi una piccola sosta, insomma, perché sono anche un po' stanco. E però prima di chiudere vi lascio, e poi lo riprendiamo subito dopo, no? Vi faccio, come dire, qualche esempio che trago appunto da questo libro che ho scritto insieme a Giulio Mozzi, dove voglio dirvi qualcosa, poi appunto riprendiamo il filo del discorso, su una cosa, su un aspetto importante dell'arte della scrittura, soprattutto della scrittura. Qui mi riferisco proprio alla scrittura, narrativa e non solo narrativa, anche teatrale. E cioè quale? Quel momento in un racconto, momento molto difficile, momento molto difficile sia che voi siate lettori sia che voi siate scriventi o scrittori, che corrisponde al momento del dialogo, far parlare qualcuno, cioè mettere per iscritto delle battute, delle botte, delle risposte tra personaggi. Dialogo a cui voi potete assistere appunto quando ve ne andate in giro per il mondo e quando voi stessi dialogate con gli amici, con i conoscenti, no? È qualcosa che ha a che fare appunto con la spontaneità, che ha a che fare anche con la personalità. Ognuno di noi ha una voce, ha un'intonazione, ha un modo appunto di dire le cose, di parlare, di esprimersi. E si tratta appunto di rendere l'effetto del parlato. Rendere l'effetto del parlato. Non è facile. Io ho adoperato a bella posta l'espressione effetto del parlato perché, diciamo, quando noi scriviamo una storia, una narrazione, noi non, diciamo così, non è che stenografiamo. Provateci. Provate, per esempio, provate a stenografare, ogni tanto accade, lo fanno i magistrati, una telefonata. E poi, come dire, a riportarla, appunto, la sbobinate e se l'avete davanti. Ebbene, spesso le telefonate sbobinate, quindi in qualche modo questa fotografia, la fotografia di un monologo, di un dialogo, risulta illeggibile, risulta, come dire, piatta, risulta noiosa. Voi non dovete copiare, voi dovete rendere l'effetto. Rendere l'effetto di due amici che si incontrano, che si parlano. E quindi, come dire, è la resa di questo effetto che è il vostro problema, sia come scriventi che come lettori, perché quante volte, no? L'asino casca lì, cioè senti questi dialoghi tra lui e lei e sono morti, non c'è vivacità, non c'è
non c'è verità, non c'è realtà. E questo, come dire, è stato per lungo tempo anche un problema di chi scriveva sceneggiature per il cinema, no? Riuscire, no, a far parlare i personaggi in modo credibile, in modo che noi potessimo credere alle loro parole, insomma. Sapete, vi dico una cosa che ha a che fare appunto con nozioni scolastiche, forse da voi già conosciute, insomma. Però, sapete, no, voi no, e da qualche tempo, da qualche anno, direi che le ultimissime generazioni sono fuori da questo. Ma per lungo tempo il problema degli scrittori italiani, ma fino anche a Candino, Pavese, a altri, era che non avevano un italiano comune a disposizione. Non c'era un italiano comune a disposizione, non c'era una lingua italiana parlata da tutti e come dire, per cui, no? Per cui sentita come naturale, sentita come vera, ecco. E quindi ogni scrittore, a partire naturalmente dal nostro benemerito, a volte maledetto, ma forse anche Benedetto Manzoni, cioè bisognava inventarsi una lingua italiana, una lingua italiana credibile, no? Ecco. Allora, questo ancora oggi, come dire, un po', diciamo, fa problema. Dico delle cose piccolissime. Nella lingua parlata, nella lingua scritta, voi potete dire egli, lo dite, lo scrivete, penso, ma nessuno, credo, tra voi quando parla dice egli, dite sempre lui. Se voi poco vi scappa in un dialogo l'egli o ella, essa al posto di lui, lei, casca l'asino. Quella è la scrittura che si infiltra nel parlato. Cioè fate parlare un personaggio, no? Come un libro stampato. Gli effetti possono essere tanti. Allora, facciamo un altro caso tra i tanti possibili di cui poi ci siamo anche un po' occupati in questo testo. Mettiamo che voi volete appunto far parlare un personaggio. Attenzione, potrà o non potrà usare il passato remoto a seconda che voi vogliate connotare un personaggio dal punto di vista regionale o dialettale. Per esempio, normalmente in una sorta di lingua standard italiana non si adopera quasi mai il passato remoto parlando. Cioè, raramente voi dite ieri andai dal barbiere, io andai dal barbiere, no? Dite di solito sono andato dal barbiere, cioè usate il passato prossimo, no? In Sicilia è diverso, per cui se voi volete poi giocarvi invece un effetto regionale, andai dal barbiere, feci, andai, vidi, ecco che, però voi capite bene appunto che tutte queste cose hanno a che fare appunto con la gestione, no? La gestione del dialogo, dove io devo poter sentire che il personaggio appunto parla in modo vivido, in modo, come dire, in modo credibile. Quindi lavorare sul dialogo, questi sono esempi minimi, quelli che vi ho fatto, è cercare di trovare appunto le voci dei personaggi. Vi faccio un altro esempio, ed è difficile, cioè
voi nella realtà, ognuno di noi ha un modo di parlare e quindi di gestire appunto la parola diverso, molto diverso, diversissimo. Qual è la tendenza quando uno scrive? È di far parlare tutti i suoi personaggi allo stesso modo, cioè secondo un italiano standard, che è quello appunto quello che più o meno apprendiamo a scuola. Per cui, per esempio, tra quel che dice il narratore e quel che dicono i personaggi non c'è nessuna differenza di stile, cioè è tutto, come dire, scritto, se vogliamo anche in modo corretto, appunto secondo i parametri di un italiano standard, ma appunto manca quella qualità di vivacità che invece ha a che fare appunto con le intonazioni. Ecco. Allora, si tratta appunto di diversificare le voci e di come dire, lavorare appunto a far sentire appunto far sentire intonazioni appunto che hanno a che fare con anche le diverse psicologie dei personaggi, insomma. E a pagina 247 di questo testo, a un certo punto c'è un paragrafo di cui sono orgoglioso, che si intitola 27 suggerimenti per scrivere un dialogo credibile. 27, vuol dire 27. Ma potevano essere forse 23, 41, 53, 13. L'importante è che aver provato a dare, non a dare a voi, ma insomma a dare a chi leggerà, no, degli spunti per rendere appunto un dialogo qualcosa di più vivo, di più vivace, insomma, di più vivo e di più vivace. Allora chiudo questa prima parte facendovi il caso su cui poi vorrei tornare insieme a voi, facendo il caso, no, di un pezzo che è un tipico pezzo da scuola di scrittura. Dico tipico nel senso appunto un pezzo che presenta dei difetti su cui poi si può lavorare appunto per far meglio. E io vorrei che voi mi ascoltaste e poi magari voi mi diceste, dopo che abbiamo fatto una piccola sosta, no, quali possono essere i difetti, no, di questo pezzetto di testo appunto, di questo testo prodotto, diciamo così, da un principiante, ecco, nel senso migliore della parola, di qualcuno che sta appunto provando a scrivere storie. Allora, eccolo qui. Diciamo, c'è un contrabbandiere che opera a livello internazionale e che si rivolge al suo complice e gli spiega perché c'è stato un ritardo nel ritiro alla dogana di certe piante nel cui vaso era nascosta della merce scottante. E il pezzo che produce appunto questo corsista è il seguente. Purtroppo non è stata un'impresa facile, perché, come tu sai, è proibito importare negli States piante di qualsiasi specie e tipo. Solo dopo aver presentato una montagna di documenti e per l'eccezionalità del caso, si sono decisi a concedere i visti di entrata per questa nuova varietà di azalea nera. Ma in realtà ho potuto sbloccare la situazione grazie a una generosa mancia all'ispettore che fortunatamente conosco da tempo. E dopo aver sottolineato con forza che le rare e bellissime piante, oltre ad essere attese a un'importante manifestazione, avevano bisogno di urgente manutenzione. È sempre più difficile importare dal vecchio continente, in particolare fiori recisi,
ma qui ho ancora un buon commercio all'ingrosso, concluse Mustafa. Ecco, io penso che qualcuno di voi naturalmente già ha sentito, ha percepito, insomma, anche non si deve insegnare teoria della letteratura all'università per percepire un difetto. Però magari su questo magari adesso ci torniamo sopra per vedere appunto di dare anche un nome al difetto e magari di vedere se e come ci si può lavorare sopra e rendere il tutto più appunto credibile, più attendibile. Insomma. Io farei proprio una piccola sosta e poi riprendiamo. Parlando dei dialoghi, e avevo letto appunto questo esempio, diciamo un esempio negativo, ma però utile, no? Per ragionare sui difetti, insomma, no? Di questo pezzettino di dialogo, nel senso poi che qui parla solo uno, c'è qualcuno che parla a qualcun altro. E, diciamo, allora, un primo difetto è la lunghezza. Cioè, noi sappiamo che, sì, insomma, normalmente nei dialoghi funziona abbastanza il botta e risposta. Ovviamente, certo che ci possono essere persone che si prendono tanto tempo per dire la loro. E però, diciamo così, qui voi avrete notato, insomma, che al di là della lunghezza, e la lunghezza, devo dire, io non la valuterei in sé, cioè non è la percezione di una lunghezza, e quindi anche di una noia, insomma, ha a che fare proprio con, anche la giudichi a partire dal fatto che è una lunghezza vuota, cioè che non porta a nulla, perché possono essere, no, anche dei dialoghi in cui chi parla si diffonde, ecco, ma quello che conta è appunto la tenuta drammatica di un dialogo, di un monologo. Per tenuta drammatica non intendo affatto la drammaticità intesa come chissà quale dramma, appunto, ma la tenuta drammatica ha a che fare proprio con il fatto che noi sentiamo che c'è qualcosa che bolle in pentola, no? Come qualcuno parla, dice, e sentiamo che c'è una tensione, appunto. Spesso mi avete sentito parlare, appunto, avete sentito che mi riferisco a questa qualità che ho chiamato tensione, cioè, e questo davvero ha a che fare con l'arte, diciamo, della narrazione in genere, che deve poter mantenere vivo un interesse e dunque una tensione. Potrei addirittura dire che la tensione equivale un po' a quella caratteristica che noi spesso attribuiamo solo alle trame, alle narrazioni appunto poliziesche, la caratteristica appunto della suspense. Ma la suspense non riguarda solo appunto eventi di mistero, eventi appunto che hanno a che fare con situazioni appunto poliziesche. La suspense può essere anche legata appunto a una situazione minima. Ci può essere suspense anche nella narrazione di un evento minimo.
e magari poi vi farò anche qualche esempio appunto di narrazioni minimaliste, ecco. Voi potete anche raccontare appunto di un tizio e una tizia che parlano di poco e anche di niente e far risaltare, risentire appunto una tensione drammatica. C'è una espressione che ha adoperato appunto Flaubert, quando a un certo punto ha detto, no? A proposito del suo romanzo Madame Bovary, ha scritto, no? Ho scritto un romanzo sul nulla. Ma cosa voleva dire dicendo ho scritto un romanzo sul nulla? In realtà, insomma, la trama che racconta quel romanzo non è fatta di nulla. La Bovary, appunto, è una donna che si innamora, che tradisce il marito, che si dispera, che alla fine si uccide. E però, appunto, quello che voleva dire Flaubert è che ha lavorato sui fatti minimi dell'esistenza. C'è un passo molto noto, anche molto commentato, in cui lui ci racconta della disperazione di Emma che si è sposata, appunto, credendo sulla base di alcuni suoi sogni adolescenziali che quello sarebbe stato il grande amore della sua vita. Poi è molto delusa dal matrimonio con Charles, il marito medico. E c'è un momento in cui per farci risentire tutta questa disperazione che ha a che fare con il vuoto, no, di questa sua vita amorosa, coniugale, no? Flaubert ci racconta la scena di un pasto, cioè lui e lei sono seduti a tavola, mangiano, ci racconta addirittura appunto di quel che mangiano, la zuppa, il bollito, e Flaubert ci fa sentire, risentire, no, tutto questo senso di vuoto, di disperazione, no, che questa donna sente, prova, e lo fa appunto a partire da qualcosa che fino ad allora era, come dire, tabù, nel senso che un narratore non si soffermava su questi dettagli, non valorizzava situazioni così piccole, così appunto minime, eppure è una situazione di grande drammaticità, una coppia seduta a tavola che mangia e Flaubert, narrandoci, raccontandoci appunto questa situazione, ci comunica un grande senso di drammaticità. Appunto, questo esempio che avevo fatto, che è estrapolato da un racconto un po' più, insomma, più lungo, vi fa sentire invece quanto poca drammaticità ci sia, proprio in questo diffondersi, in questo suo dire, dare tutta una serie di informazioni, no? Sentite che manca appunto questo effetto di drammaticità, che in fondo c'è perché appunto è un contrabbandiere, evidentemente è una situazione appunto losca, e quindi c'è di mezzo appunto anche la violazione della legge, quindi in sé la cosa si presta, ma appena lui parla appunto sentiamo appunto che questa tensione viene meno. Parla come un libro stampato, parla in modo molto, molto poco diretto, molto poco orale, no? Ecco, per esempio, diciamo qualche cosa, insomma. Purtroppo non è stata un'impresa facile perché, come tu sai, è proibito importare negli States piante di qualsiasi specie e tipo.
Ehm, cioè, cosa c'è che non va, insomma, qui? Che per esempio, no, questa esplicitazione delle leggi che vigono negli States, ecco, è un poco, insomma, non aggiunge informazione narrativa. E anche l'espressione non è stata un'impresa facile. Ecco, io vorrei che voi percepiste, cominciaste a percepire, anche proprio come lettori o anche quando scrivete, oggi non si chiamano più, vero mi pare, che ai miei tempi si chiamavano temi. Oggi com'è che si chiamano le cose che fate? Credo che le fate ancora delle composizioni scritte. Che nome hanno adesso? Si chiamano ancora temi? Non elaborati, perché ogni tanto sento dire facciamo un elaborato. Allora io prima ho detto un elaborato. Che cos'è un elaborato? C'è un tema, ma adesso si chiamano elaborati. Non si chiamano, poi come dire, tema in classe lo dite, insomma. Ecco, va bene. Ecco, anche quando voi fate un tema, no? Come dire, cose di questo tipo, cioè vi dovete confrontare appunto con cose così. Cioè, ogni parola che scegliete deve essere in qualche modo calibrata. Ecco, un contrabbandiere, cioè qualcuno che insomma è un poco di buono, mi immagino che abbia un linguaggio anche più diretto, un po' più brutale perfino, insomma, no? Ecco, questa cosa per cui lui parla un po' come un avvocato, insomma, non è stata un'impresa facile, perché come tu sai è proibito importare, eccetera, eccetera, no? E poi questa specie di flashback solo dopo aver presentato una montagna di documenti e per l'eccezionalità del caso, ecco, si sono decisi a concedere i visti di entrata per questa nuova varietà di azalea nera. Cioè, vorrei che sentiste un po', ma come parla questo contrabbandiere? Ah, il Capone non parla così, insomma, per questa nuova varietà di azalea nera. Questo è un botanico? Chi è? Cosa fa di mestiere? Contrabbandiere. No, allora non ci siamo. Cioè, le parole che voi scegliete devono essere in qualche modo anche adatte al personaggio che le pronuncia. Quindi, per esempio, voi potete far parlare così anche, al limite potete farlo, allora in chiave appunto magari ironica, insomma, cioè ci possono essere dei personaggi che voi, no, raccontate o qualcuno ve ne parla, vi racconta, no, di questi personaggi che parlano appunto come libri stampati. Per esempio, nei film di Verdone ogni tanto salta fuori qualcosa del genere, tipo personaggio di tipo professorale, ricordo, insomma, no? Che adopera sempre un eloquio molto molto forbito. Allora va bene, però in quel momento voi volete giocare a quel gioco lì, cioè voi, come dire, volete appunto rappresentare, no? Un personaggio che ha un modo di parlare appunto pomposo, per esempio, no? Ma se mi fate parlare in modo un po' pomposo, un po' avvocatesco, pedante, un contrabbandiere, non vi credo più. Quindi regole non ce ne sono in assoluto, se non la regola dell'appropriatezza, cioè ogni volta, no, va commisurata appunto, no, la scelta della parola con il tipo di situazione e di personaggio che è
in gioco che è appunto di cui il narratore ci sta raccontando. Ma in realtà ho potuto sbloccare la situazione grazie a una generosa mancia all'ispettore, no? Che fortunatamente conosco da tempo, e dopo aver sottolineato con forza che le rare bellissime piante, ma chi se ne frega? Capite? Cioè, nel mondo del contrabbandiere, insomma, questa notazione rare bellissime piante non può essere pertinente, insomma. Dice no, ma questo è un contrabbandiere esteta. Ma insomma, vabbè, allora se volete giocarvi questo, giocatevi questo. Allora deve apparire come qualche cosa appunto di abbastanza straordinario, insomma, no? È quasi comico, anzi comico. Allora si può fare tutto, insomma, ma se io invece voglio giocarmi uno che è appunto braccato, che è, diciamo, in una situazione di grande appunto difficoltà e tensione, non posso permettermi di fargli dire cose come questa. Oltre ad essere attese a un'importante manifestazione, avevano bisogno di urgente manutenzione. Per esempio, no? La parola urgente manutenzione, questo, diciamo, ci sono delle riviste di floricoltura, di botanica, dove forse potreste trovare espressioni come questa, insomma, perché la zalea nera è pianta rara che abbisogna di manutenzione continua. Questo è un linguaggio tecnico che si può appunto supporre adoperino appunto i testi specialistici, ecco, ma invece appunto non è appropriato a una situazione come questa, insomma, ecco. Volevo dirvi che insieme a Giulio abbiamo provato appunto a riscrivere, no, questo dialogo. Qui è piuttosto un monologo, ma insomma è concepito come dialogo perché lui si sta rivolgendo a qualcuno, insomma. Allora, una prima riscrittura potrebbe essere questa: far entrare piante negli States è vietato, lo sai anche tu. Ho dovuto sbattermi a fare un sacco di carte alla dogana, poi a recitare la commedia che le piante erano preziose, indebolite dal viaggio, bisognose di cure e roba così. E alla fine comunque ho pagato. Fortuna che conosco l'ispettore da una vita, disse Mustafa. Va meglio, insomma, no? Voi qui avete, come dire, avete potuto percepire che ci sono alcuni stilemi dell'oralità. Ho dovuto sbattermi, no? Non è stata un'impresa facile. È diverso dire non è stata un'impresa facile e dire ho dovuto sbattermi, no? Ecco. O anche è diverso dire fare un sacco di carte alla dogana dal dire solo dopo aver presentato una montagna di documenti e per l'eccezionalità del caso si sono decisi a concedere i visti di entrata per questa nuova varietà di azalea nera. E così quando appunto abbiamo scritto bisognose di cure e roba così, ecco, l'espressione roba così è tipicamente colloquiale, no? E ci sta, dà il senso di una oralità, appunto, di una vera e propria oralità. E alla fine comunque ho pagato, no? Per esempio, qui questo ho pagato è ellittico, pagare vuol dire appunto corrompere, insomma, si capisce, no? Ecco. Fortuna che conosco l'ispettore da una vita. 56 parole al posto di 115, se vogliamo anche calcolare, appunto. Però, e qui il commento, e abbiamo evitato di far prendere sonno al lettore. E però si può fare di più,
per esempio, questa porta il totale a 19 parole, un sacco di casini. Importare piante non si può negli States. Poi ho pagato, l'ispettore mi conosce, disse Mustafa. Sì, più o meno funziona, no? Cioè, la sostanza è quella. Non voglio dirvi, non voglio lasciarvi l'idea che bisogna sempre accorciare, ridurre. Non è detto, no? Però, come dire, deve esserci sempre una proporzione tra l'effetto a cui miro, che eventualmente è l'effetto appunto, è un effetto appunto di dare il senso della situazione, e appunto il tipo di registro, di stile che adotto, che deve essere adeguato, insomma. Per cui, appunto, io posso anche appunto tirarla in lungo. Vi ricordate l'esempio di Walter Chiari, no? Cioè, il fatto che Walter Chiari, no, ripetesse questa situazione, ma il bambino che continuamente, diciamo, sta per dire qualcosa, appunto, che noi e i suoi genitori percepiamo come potenzialmente pericoloso, fa sì che quel dilungarsi sia drammaticamente carico, no? Appunto. Ma se invece questo non si dà, allora sì, vale la pena accorciare. Ma qui volevo darvi un altro esempio che appunto abbiamo portato. Questo libro non è, voglio dire, c'è molta grammatica, c'è molto appunto retorica, però tutto molto anche esemplificato, d'accordo? Quindi non è che ci siano solo delle formulazioni teoriche, c'è molta pratica, insomma. Vi faccio un esempio: si parla sì di modi e tempi verbali, ma quando si parla di modi e tempi verbali, si parla di modi e tempi verbali per dire che si può usare l'imperfetto in un certo modo per ottenere certi effetti. Quindi non è tanto e soltanto la descrizione dell'imperfetto come tempo verbale, modo indicativo, tempo verbale del passato, modo indicativo, ma per dire che tu puoi farci delle cose, no? Con l'imperfetto o con il participio o con il passato remoto. Quindi l'esemplificazione è molto importante, e lo dico appunto perché è solo con gli esempi che si riesce che riusciamo a capire le cose. Allora, questo è un esempio come dire, inverso, perché l'abbiamo qualificato come, diciamo, l'abbiamo rubricato come troppo parlato, quell'altro era troppo poco parlato, troppo scritto, sapeva un poco troppo di libresco. Questo, se vogliamo, un po' l'opposto. Ciao, disse Anna. Ciao, rispose Gianni. Come va? Bene, grazie. E tu? Bene, anch'io, grazie. Hai saputo di Arturo? No, cosa gli è successo? Era andato a sciare sul Pelmo e si è rotto una gamba, poveretto. Già, ne avrà per tanto, un mese più o meno, un bel guaio. Un uomo come lui, un mese senza far niente, però tutto sommato, dillo, un mese in ufficio senza Arturo non è male, vero? Ci sarà da lavorare in più. A volte ho l'impressione che il mio vero lavoro sia sopportarlo. Se è così, siamo sottopagati. E devo dire appunto che questo esempio, secondo me, non è tanto azzeccato, perché alla fine è quasi simpatico. E comunque 21 battute che potrebbero essere 3. Anna, Arturo si è rotto una gamba sciando, e per quanto ne ha? Solo un mese, purtroppo. Però vedete, questo purtroppo ha la capacità di condensare, no? La reazione ambivalente dei due personaggi, cioè sì, ci dispiace, ma mica tanto, ce lo caviamo un poco
ce lo caviamo un po', ce lo togliamo un po', viene sempre da dire la parola, ecco, non riesco a evitare la parola, suggeritemene una invece di quella che volevo usare, come potrei dire, una volta che io ho detto ce lo togliamo, ce lo caviamo, da che cosa? La parola che ho in mente la sapete, ma quale potrebbe essere una parola meno cioè più educata, insomma, quale potrebbe essere invece di quella che ho in mente? Ce lo togliamo? Dai piedi. Ecco. Che tutto sommato, insomma, funziona ancora perché è abbastanza orale. Questo mi permette di dire una cosa molto en passant sulle cosiddette parolacce, insomma, no? Attenzione, un modo per vivacizzare un dialogo è certamente anche ha a che fare con l'uso delle parolacce, no? Però anche quelle, giocatevele bene, perché anche quello può diventare maniera e può diventare, come dire, può diventare qualcosa anche di ripetitivo, cioè per esempio questo avviene con l'uso e l'abuso che si fa, che a volte si fa della parola cazzo, cioè se per dare vivacità tu fai continuamente dire ai tuoi personaggi, no? Cazzo qui, cazzo lì, alla fine no, non dai vivacità, non dai espressività, sei scontato, sei, come dire, ripetitivo. Quindi, come dire, occorre anche, non c'è una soluzione meccanica, no? Al problema di dare naturalezza, vivacità al dialogo, al parlato, no? Ogni volta, come dire, provare a trovare la soluzione più come dire, azzeccata, insomma, che non c'è già pronta, perché ha a che fare appunto con quello che state facendo o con quello che state leggendo, perché molto spesso non siamo nella posizione di chi scrive, ma di chi legge, insomma. Ecco, vi volevo dare intanto alcune poche indicazioni, così come le abbiamo un po' formulate, e sono le seguenti. Sono le indicazioni di massima. Questa non è una grammatica della narrazione, però diciamo così che ci sono consigli, ci sono appunto suggestioni. Allora, a proposito del dialogo, ogni battuta di un dialogo deve apportare un'informazione in più o modificare leggermente la relazione tra i personaggi. Cioè, non deve essere semplicemente come va, bene, e tu, bene, e lei, bene, e lui, male. Vabbè, cioè, già male apporta una informazione, invece quando insomma si sente che il dialogo è appunto ripetitivo, nel senso che i due personaggi o i tre personaggi, come dire, più che dialogare, insomma, stanno scambiandosi appunto dei segni vocali, insomma, ecco, di presenza l'uno all'altro. Ecco, il dialogo è poco interessante. Mai va messo per iscritto ciò che il lettore può intuire da solo. No? Ci sono un sacco di cose che non vanno esplicitate perché possono essere in qualche modo appunto intuite. Certo, occorre costruire un dialogo in modo tale che tutta una serie di informazioni siano appunto, diciamo, sono inferibili. Inferire vuol dire appunto dedurre, insomma, deducibili, cioè siano deducibili da quel che si dice. Quel che non si dice, che si sottintende, è però deducibile, no? Perché altrimenti, se io devo spiegare tutto, il dialogo diventa molto macchinoso, no? Cioè, voi, come dire, fate parlare un personaggio, ma se il personaggio parla con un amico, non potrà mai dire ciao Antonio e poi una cosa del tipo Maria
che come sai è mia moglie. Certo, ma se si conoscono, voi non potete, come dire, servirvi di questi mezzi, no? Perché il lettore si renda conto dei sottintesi, no? Tra i due, dei presupposti di conoscenza che i due condividono. Quindi nel parlare, anche se lui non dice che Maria è sua moglie, si capirà, no? Che lo è. Cioè, quindi ci sono delle informazioni che non vanno esplicitate, ma che sono in qualche modo poi che il lettore può comodamente diciamo ricostruire. Molte battute banali possono essere omesse e molte battute anche non banali possono essere sostituite da gesti, nel senso appunto che esiste anche una gestualità che può essere appunto riportata. Quindi, per esempio, questo è un esempio, così abbiamo portato spesso degli esempi un po' buffi. Mi ami, disse lui, lei lo colpì con il mestolo. Ovviamente questo, diciamo, fa un certo effetto, insomma, no? Ecco. O da omissioni di gesti, mi ami, disse lui, lei continuò a mescolare il risotto. E anche questo è un modo, appunto, reca informazione, insomma, alla domanda non si risponde, ma si continua appunto a fare quel che si faceva. Se quello che ci interessa non è ciò che un personaggio dice, ma come lo dice, perché il suo modo di parlare rispecchia qualcosa del suo carattere, le indicazioni precedenti non hanno più importanza. Un signore noioso parlerà noiosamente, una signora pedante parlerà pedantemente, eccetera. Con, anche qui, diciamo così, va bene, vi dicevo prima, se io voglio ottenere se io voglio, come dire, significare che quell'individuo, quel personaggio è noioso, lo farò parlare noiosamente. Se voglio significare che quel personaggio è pedante, lo farò parlare pedantemente. Però, e questo veramente è uno, se volete, oserei dire quasi dei misteri, no? Della scrittura, della letteratura. Nel senso che voi dovete far parlare in modo noioso, pedante, un personaggio, ma l'effetto di chi legge non deve essere quello della noia. Quindi, come dire, la scrittura, la letteratura deve interessarci e perfino divertirci nel rappresentare situazioni o appunto dialoghi noiosi. Cioè la noia deve essere certo, come dire, un effetto, nel senso che io realizzo che quel personaggio è noioso, che quella situazione è noiosa, ma il modo in cui io la rappresento non deve suscitare a me che leggo noia. Quindi devo essere quello che io chiamavo il paradosso, il mistero della scrittura letteraria è dunque il seguente, cioè devo essere comunque sempre in qualche modo divertente anche quando racconto situazioni noiose, situazioni appunto stiracchiate. Quella tensione drammatica di cui sopra deve risaltare anche quando, diciamo così, il contenuto della situazione è oggettivamente quello di una situazione noiosa, di un dialogo noioso. Rendere interessante, no? Rendere interessante anche dati di realtà, appunto, che in sé non sono interessanti, è quello che fa la letteratura, che rende appunto interessante anche il vuoto, l'assenza, la noia, cioè perché ci lavora in modo tale che diventa un contenuto umano interessante da esplorare, da rappresentare. Ecco, quindi è giusto quello che noi diciamo, io e Giulio Mozzi, che
se il personaggio, se io voglio ottenere l'effetto di pedanteria, farò parlare il personaggio in modo pedante, ma in modo tale che risulti questa mia intenzione di rappresentare il personaggio come pedante. Questo ve lo dico perché quante volte mi è capitato anche nei corsi di scrittura questo botta e risposta, che più o meno adesso vi riassumo, che è questo. Mi succede, no, mi succede di dire a qualcuno: guarda, questo dialogo o questa descrizione risulta noiosa, insomma. E allora chi ha scritto difensivamente dice: ma io volevo che fosse noiosa. Lo so, ma il problema è che ci sei riuscito allora. Ma riuscito in che senso? Perché mi hai annoiato. Cioè, tu non mi devi annoiare raccontandomi di persone, situazioni, dialoghi noiosi. Mi devi interessare. Cioè, altrimenti, appunto, siamo capaci tutti, no, di dire cose, appunto, ripetitive, noiose, però il punto è che non vi si legge, no? Quindi la letteratura prova a fare questo, come dire, a rendere interessante anche ciò che in sé per sé non è interessante. Pensate appunto a qualcuno che, io so che per esempio l'ultimo romanzo non finito di Foster Wallace, un narratore statunitense importante, morto qualche anno fa, suicida, è un romanzo, non l'ho letto, ma insomma che lavora su che cosa? Che racconta che cosa? Racconta l'esperienza di qualcuno che lavora, mi pare, all'Agenzia delle Entrate, ma dove il punto è proprio che lui voleva raccontare la noia di un lavoro che deve essere, che è altamente, che richiede un altissimo livello di precisione, di esattezza, ma che è appunto un lavoro noioso, un lavoro di routine. Cioè ha provato a raccontare la routine, no? Il senso proprio anche di qualcosa che spesso, con cui spesso facciamo i conti, no? Spesso non facciamo solo cose esaltanti nella vita, e facciamo anche cose appunto che richiedono una qualche sopportazione, insomma, della noia, del vuoto. Allora, si può raccontare tutto ciò? Sì che si può raccontare, a patto di renderlo in qualche modo interessante. E si può fare, lo si fa, un po' come Flaubert ha reso così interessante, così drammatico, no? Una scena di pasto quotidiano tra coniugi, appunto, tra due coniugi. Ecco, si può lavorare su questo. L'importante appunto è che invece che risultare interessante la rappresentazione della noia, voi producete una noiosa rappresentazione della noia. Allora però, ragazzi, nessuno vi legge, insomma, no? O comunque io non leggerei una rappresentazione noiosa della noia. Leggo, mi interessano moltissimo quelle rappresentazioni interessanti, perspicue, vivaci della condizione umana che chiamiamo di noia. Cioè, non so, mi viene in mente appunto che Sartre ha scritto un romanzo dove, che fin dal titolo, insomma, no, vi dice che lui ha lavorato appunto sulla nausea, così si intitola il romanzo di Sartre, no? La nausea. È molto interessante, insomma, la rappresentazione di questa condizione esistenziale nauseata, di qualcuno che è nauseato. Ma la rappresentazione della nausea non è nauseante, però è molto interessante, perché ovviamente se fosse nauseante non lo leggereste, insomma, ecco, e non mi interesserebbe, insomma. E infine, ecco,
Attenzione ai difetti di pronuncia, alle pronunce bizzarre, ai dialetti, alle storpiature di ogni genere. Gli scrittori principianti amano molto queste cose perché pensano che aiutino a caratterizzare il personaggio, ma sono difficilissime da fare. Cioè, un modo per rendere interessante un dialogo è certamente quello appunto per esempio anche di lavorare sugli errori. Questo, come dire, può essere un modo, appunto un modo interessante di rendere degli stili personali, ecco, a patto appunto di non scadere, come potrei dirvi, no? Nella macchietta, ecco, per cui insomma quel personaggio lo caratterizzate in modo così pronunciato, no? Attraverso una serie appunto di, per esempio, di cliché, di ripetizioni, che risulta quasi più una macchietta più che un personaggio. Ecco, questa è una cosa appunto di cui tener conto. Ma vi rendete conto appunto di come non ci sono regole assolute, no? Prima vi ho detto cerchiamo di non appesantire troppo i dialoghi, di non essere troppo diffusi, ridondanti, però non c'è la regola siate corti, dipende. Certo c'è la regola della tensione drammatica, sempre, e questo naturalmente vi aiuta fino a un certo punto, perché poi la tensione drammatica è anche una caratteristica, diciamo, abbastanza sottile, non è una qualità, no, così facile da definire. Naturalmente vi faccio questo esempio che è un esempio come filmico, ma per darvi l'idea della tensione drammatica. Allora facciamo così, no? Che io parto da questo presupposto, no? Come spesso accade nelle sceneggiature. C'è una bomba a orologeria e il regista te lo fa sapere, te lo fa vedere. Dopodiché ti fa vedere, no? Tutta una serie di situazioni comuni, anche banali, che si stanno svolgendo in quel momento, in quel luogo dove appunto l'attentatore ha messo una bomba. Beh, tutte quelle situazioni banali, comuni, no? Mano a mano che la lancetta dell'orologio avanza, si caricano di drammaticità. La drammaticità non dipende dalle situazioni in sé. Potrebbe essere che i personaggi lì effettivamente si scambino delle battute abbastanza irrilevanti. Ma questo naturalmente è un effettaccio, mi rendo conto, non è chissà quale raffinatezza, però in quel momento tutto si carica appunto di tensione, perché noi sappiamo che, no, manca un minuto, mancano 59 secondi, mancano 58 secondi, mancano 57 secondi a che, no, accada, poi ci sia l'esplosione, per cui tutta quella routine, no, quotidiana, tutta quella quotidianità vada in pezzi. Ecco che la situazione appunto si è caricata di drammaticità, ma questo effetto lo potete ottenere in tanti modi, insomma, in tanti modi. E io qui volevo leggervi per esempio un passo di quello che per molti aspetti, siccome mi rendo conto di parlare appunto in una sede che è quella appunto del premio Settembrini, che appunto poi premia i racconti, ecco, di quello che per molti aspetti è stato uno che ha rivoluzionato il genere racconto, no? Il genere della short story, che è stato Ernest Hemingway. Hemingway ha un po' cambiato, no? Il modo di costruire i racconti brevi, e come vedrete subito Hemingway ha molto lavorato con il dialogo. Come vedrete subito lo ha fatto appunto anche adoperando, come dire, gli schemi più comuni, no?
Voglio dire, Hemingway lavora anche molto su questo, no? Come stai? Disse lui. Bene, disse lei. In sé per sé questo stilema è povero, però Hemingway può caricare, appunto, rendere drammatici anche questi scambi. Vi faccio un esempio abbastanza come dire, un esempio esemplare, tratto da un racconto che si intitola Colline come elefanti bianchi. Ed è un esempio, appunto, che mi torna utile perché, come vedrete, in sé per sé quel che si dicono i personaggi non è così interessante, ma Hemingway è riuscito a diciamo, a conferire al tutto una grande tensione drammatica. Vi faccio un altro esempio, chissà che magari qualcuno di voi abbia anche qualche piccola esperienza teatrale. Allora, c'è un grande regista e teorico del teatro che si chiamava Stanislavski, che ha coniato una espressione molto interessante, che è quella di sottotesto. Cos'è il sottotesto? Poi ritorno ad Hemingway, digredisco ma poi ritorno al punto. Cos'è il sottotesto? È questo, è che ci sono sì le battute che i personaggi dicono in scena, però queste battute, secondo Stanislavski, sono, come dire, funzionano come un po' punte di un iceberg. Il personaggio dice qualche cosa ma deve far percepire allo spettatore, no, che c'è appunto qualcosa che sta sotto quel che viene detto, cioè c'è appunto un sottotesto. Questo è molto importante perché Stanislavski lo mise a punto questo concetto e anche un nuovo metodo di recitazione sulla base di un altro narratore di storie brevi, geniale, che però era anche un drammaturgo. Si chiamava Anton Chekhov, no? Qualcuno di voi sicuramente o lo conosce, comunque sa di chi sto parlando, ne ha sentito parlare. Ecco. Cosa succedeva con Chekhov? Succedeva questo: Chekhov ha in qualche modo rivoluzionato, anche lui ha rivoluzionato qualcosa, non il racconto breve, anche se ha partecipato anche a quella rivoluzione, ma soprattutto il teatro. Perché? Perché Chekhov ha messo in scena la quotidianità. Non è facile, perché, diciamo, il teatro drammatico prevede quasi sempre situazioni oggettivamente drammatiche, no? Oh, appunto, Amleto, fantasma del padre gli appare, sono stato ucciso da tuo zio, tu devi vendicarmi. Amleto che non sa se credere a quel che gli dice il fantasma, che dunque è incerto se uccidere o non uccidere lo zio. Insomma, sono situazioni, capite bene, cariche di tensione drammatica oggettiva, evidente. Fedra di Racine, che ama il figlio e come dire, non sa come dirglielo, sa che è qualcosa di assolutamente vietato, immorale, eppure lo desidera Ippolito, e quindi sono situazioni appunto cariche di tensione oggettivamente. Chekhov è uno dei primi che ci racconta di situazioni appunto flaubertianamente, per Chekhov era importante Flaubert, di situazioni appunto di gente che non sa bene che senso dare alle proprie vite, e quindi c'è qualche cosa di straziante nelle rappresentazioni di Chekhov, ma in sé per sé appunto non accadono fatti enormi.
e spesso appunto i personaggi flaubertianamente parlano di niente. Allora, cos'è accaduto? È accaduto che Stanislavski aveva dietro di sé come regista, insomma, aveva una tradizione che tendeva all'enfasi, no? A enfatizzare. Ancora fino a poco tempo fa, oggi a teatro un po' meno, ma ancora vale anche nella tradizione italiana la recitazione enfatica, no? Come per esempio, forse l'attore più importante, l'attore teatrale, secondo me non il più bravo, ma certamente il più importante, il più famoso, insomma, della seconda metà del Novecento, cioè Vittorio Gasman, era straordinariamente enfatico, non riusciva a non essere enfatico, ecco. Allora, qual è stato il problema? Che quando Stanislavski ha messo in scena Chekhov, come dire, ha fallito. Cioè, nel senso che le prime rappresentazioni di Chekhov che ha fatto Stanislavski risultavano insopportabili, perché cosa succedeva? Che lui metteva in scena delle situazioni in cui, non lo so, vi faccio un esempio, no? Un personaggio poteva dire: facciamo un tè? No, non ne ho voglia. Ecco, detto così, giustamente, dal punto di vista drammatico in sé, c'è una drammaticità che appunto è quella flaubertiana che ho esemplificato appunto a proposito del pasto tra i due coniugi, ma questa drammaticità è un po' come dire, appunto, è un sottotesto. Allora, se tu invece vai sulla scena e fai recitare uno, adesso un po' semplifico così, no? Vuoi un tè? E l'altro risponde: no, non ne ho voglia. Il pubblico ha reagito, insomma, a che? Cosa succede? Che ce ne importa? Ecco. Quindi Stanislavski allora ha elaborato una sua teoria della recitazione in cui a contare erano appunto i sottintesi. Lui più appropriatamente parla di sottotesto. Qui, come dire, non lo so, tu puoi dire, c'è come dire una scena appunto dello zio Vania in cui ci sono due persone che vorrebbero dirsi qualcosa circa il loro amore o circa la possibilità di un amore, insomma, no? di un legame. Né l'uno né l'altro sanno esplicitare questo sentimento, e per cui parlano del più e del meno. Ma il più e il meno di cui parlano si carica, no? Del non detto, cioè a contare più che il detto è il non detto, ma tu attore lo devi saper rendere il non detto, non devi, cioè nella tua recitazione, in quel che dice deve risuonare, in quel che dici deve risuonare il non detto, no? E questo quante volte accade nella vita, se ci pensate, quante volte, no? Noi diciamo qualche cosa che però è carico anche di quello che non diciamo, ecco. Allora, come dire, Stanislavski elaborò una metodologia di recitazione in cui bisognava un po' identificarsi nel personaggio, anche non solo lavorare sulle battute scritte, ma per così dire su quel che scritto non è, ma che le battute scritte in qualche modo implicano. Ecco, questo è il sottotesto. Ma il sottotesto ci può essere anche in un racconto, cioè, no? Ecco, per esempio adesso io vi leggerò poche battute, naturalmente l'ideale sarebbe leggersi tutto il racconto, poche battute da Colline come verdi elefanti, che è quasi tutto e solo un racconto di dialogo, ecco. Siamo in una stazione, c'è una coppia evidentemente di stranieri americani che sta aspettando un treno e i due dialogano. Le battute sono povere, poverissime, ma cresce la tensione, una tensione diciamo così impalpabile, insomma. Vi leggo appunto qualche battuta. E si potrebbe avere tutto ciò, disse, e si potrebbe avere tutto, e ogni giorno ce lo rendiamo sempre più impossibile.
Cosa stai dicendo? Dicevo che si potrebbe avere tutto. Si può avere tutto? No, non si può. Si può avere il mondo intero? No, non si può. Si può andare ovunque? No, non si può. Non è più il nostro potere. Lo è ancora? No, non lo è. E una volta che ce l'hanno portato via, non si può più riaverlo. Ma non ce l'hanno portato via. Aspetteremo e vedremo. Torna all'ombra e gli disse: non devi sentirti così. Non sento niente, disse la ragazza. Ora so. Non voglio che tu faccia nulla che tu non desideri fare. Né che non sia un bene per me, lo interruppe lei. Lo so. Si prende un'altra birra? Prendiamola. Ma ora devi capire. Capisco, disse la ragazza. Possiamo stare un poco senza parlare? Allora, come dire, è evidente, no? Sì, ci sono due tipi che parlano e ci sono tutta una serie di sottintesi. Non capiamo, non capiamo nemmeno bene di che si tratti, a che cosa alludono quando dicono si potrebbe avere tutto ciò, ma adesso non è più possibile, mentre l'altro, lui, dice no, che è ancora possibile, possiamo avere tutto ancora, possiamo fare, andare dove vogliamo. C'è qualche cosa di non detto. È evidente che, diciamo, c'è un'incrinatura, c'è qualche cosa che appunto divide i due. Questo qualcosa non è del tutto, diciamo, esplicitato. Certo, posso già dirvi che il sottinteso, che Hemingway ci fa un po', come dire, sentire di che si tratta, Beh, adesso vi dico di che si tratta, almeno si può dedurre, è abbastanza probabile che si tratta di questo, ma forse anche questa cosa di cui si tratta in sé per sé non spiega tutto. Quando per esempio lui dice non voglio che tu faccia nulla che tu non desideri fare, né che non sia un bene per me, lo interruppe lei, no? Lo so, ma dovete percepire una qualche ironia, insomma, si prende un'altra birra, come dire, cambiamo discorso, ecco. Cosa c'è qual è la posta in gioco? Cosa c'è in predicato? Qualcosa evidentemente che lui vuole che lei faccia, che lei forse non vuole fare, che lui dice no, ma se non lo vuoi fare non lo fai. Insomma, poi, come dire, un po' si capisce, almeno come dato nascosto, però ricostruibile, c'è di mezzo un aborto. Ora, se io dico questo, dice un racconto sull'aborto. Beh, non tanto, nel senso, d'accordo, si può inferire che stanno parlando di un aborto, cioè una coppia, in qualche modo una coppia appunto di amanti, di persone una coppia. Lui non vuole, lei forse vuole, e comunque lei si sente che questa scelta potrà, come dire, un po', potrebbe rovinare tutto, insomma. Allora, è la tecnica del dato nascosto, cioè in che senso? Nel senso, appunto, io non esplicito qual è il punto, lo faccio in qualche modo intuire, e di modo che tutto quello che poi viene detto, tutto quello che viene esplicitato, no, è in qualche modo impregnato appunto di questa tensione che viene appunto dal dato nascosto, ecco. Però volevo anche dirvi una cosa importante per me. Se avete detto, quando dite aborto, dite qualcosa che in qualche modo spiega, però non spiega tutto, nel senso che l'aborto da fare, da non fare, è qualcosa che è un epifenomeno, è una manifestazione di una coppia che sta perdendo l'intesa, che forse si sta staccando, che si sta lasciando, che sta appunto
che è la messa in scena forse della fine di un amore, ma tutto questo non viene mai esplicitato. Quello che volevo dirvi era che voi potreste scrivere un racconto molto enfatico, no? Adesso io magari un po' carico, esagero, no? Lei credeva nell'amore di lui, ma quando scoperse che lui voleva che lei a tutti i costi abortisse, si chiese se questo era davvero un amore vero. Lui, d'altra parte, era un uomo egoista, non voleva che la loro felicità fosse come dire, messa a rischio dalla nascita di qualcuno che lui sentiva essere, di un essere che lui non voleva, di qualcuno che lui non voleva che si mettesse in mezzo tra lei e lui. Adesso mi rendo conto, sto un po' improvvisando. Tutto questo appunto qui è lasciato sullo sfondo. Noi sentiamo appunto la tensione di un lui e una lei che non si stanno intendendo, che stanno anche forse lasciandosi in qualche modo, magari non fattualmente, ma internamente, interiormente. La colpa non è dell'aborto, la colpa è di qualcosa appunto che ha a che fare con le relazioni umane, che così come possono cominciare poi possono finire. E ancora, qualcuno di voi, no? Su una questione come quella dell'aborto, che ripeto qui non è esplicitata, addirittura potrebbe anche non essere, molti dati ci fanno pensare che si tratta proprio di questo, ma pensateci, no? Molti di voi credo che se scrivessero, perché no, su questo, no? Si porrebbero il problema, ma io da che parte sto? Sono pro aborto o contro l'aborto? Sono per la vita, nel senso appunto un po' religioso, cattolico, o ho una visione laica? Secondo me, appunto, qui Hemingway qui non tratta questa questione, non c'è questo, non c'è quello che voi trovate forse appunto nei discorsi, diciamo così, di tipo filosofico, morale, teologico, insomma, è un racconto. È un racconto che esplora una situazione, certamente che prende a prestito anche dei dati di fatto, magari allusi, come potrebbe essere appunto la possibilità o meno di abortire. Però quello che gli interessa è appunto esplorare appunto la situazione di una coppia che si sta dividendo, che non si intende più, e certo prende a prestito quel tema, è un tema importante, ma non è tutto, no? È un'occasione per lui per esplorare le dinamiche dell'amore, o per meglio dire del disamore. Quindi è molto interessante, no? Questo. E quindi non andate in cerca di filosofemi o di chissà quale morale, insomma, se leggete questo racconto. Potete leggere questo racconto e avere una vostra opinione sull'aborto e mantenerla al limite, cioè se siete pro o contro non importa. Se leggete questo racconto, dovete in qualche modo stare a quel che ci viene raccontato, che non richiede che noi prendiamo una decisione circa la nostra posizione morale, etica o teologica. Ecco. Allora, diciamo così, la cosa che vi sto un po' comunicando è che un racconto appunto deve in qualche modo appunto diciamo deve farci risentire questa tensione. Finisco leggendovi, come dire, un passo appunto, un racconto molto breve che si intitola Di che cosa parliamo quando parliamo d'amore. Volevo dire che appunto è un racconto
che dura poche pagine, e anche qui situazione minima, c'è una madre, una figlia che è di primo letto e c'è un lui che è il compagno della madre, ma non il padre di lei, e c'è una tensione. La tensione è prima di tutto tra lui e lei, la figlia, ma poi coinvolge anche la madre. È un racconto cosiddetto minimalista, c'è pochissimo, ma secondo me molto straziante, proprio perché c'è questa tensione drammatica, no, tra le righe. Sua moglie Maxine gli disse di andarsene la sera in cui, tornando dal lavoro, lo trovò di nuovo ubriaco che insultava Re, la figlia quindicenne, quindi la figlia di lei. Eldie e Re stavano seduti al tavolo in cucina e litigavano. Maxine non ebbe nemmeno il tempo di mettere via la borsa o di togliersi il cappotto. Re disse: diglielo mamma, digli di che cosa abbiamo parlato. Eldie rigirò il bicchiere nella mano, ma senza bere. Re lo fissava minaccioso. Non ti impicciare in cose di cui non sai nulla, disse Eldie. Eldie è lui. Anche qui voi potreste chiedermi, ma perché è il punto D? Ma insomma è un effetto di realismo, no? Come quando si dice certi articoli di giornale, no? Invece di dare il nome e cognome per intero si danno le iniziali. Ovviamente non c'è nessuna necessità, lui poteva anche, ma è come se volesse mantenere, no, una sorta di fittizio anonimato, insomma. Disse: non posso prendere sul serio una persona che sta tutto il giorno a leggere riviste di astrologia. Questo non ha niente a che fare con l'astrologia, disse Re. Non c'è bisogno che mi insulti. Re, dal canto suo, non andava a scuola da settimane. Diceva che nessuno poteva obbligarla. Maxine diceva che questa era l'ultima di una lunga serie di tragedie da 4 soldi. Sembra una situazione quasi naturalista, da romanzo naturalista, no? Una famiglia un po' allo sbando. Perché non chiudete la bocca tutte e due, disse Maxine. Mio Dio, ho già mal di testa. Diglielo mamma, disse Re, digli che è tutto nella sua testa. Chiunque ne sappia qualcosa ti dirà che è proprio lì. E il diabete allora, disse Eldie, e l'epilessia, il cervello controlla anche quelli. Apparentemente parlano di una questione di lana caprina, cioè di psicosomatica. Sapete come si parla a volte un po' così alla buona, insomma, no? Ma sì, tutte le malattie hanno una origine, una ragione psichica, tutto dipende dalla testa. Alzò il bicchiere sotto gli occhi di Maxine e lo scolò. Anche il diabete, disse Re, l'epilessia, qualsiasi cosa, il cervello è l'organo più potente del corpo, per tua informazione. Prese le sigarette di Eldie e ne accese una per sé. Cancro. E il cancro allora, disse Eldie, pensava di averla inchiodata. Guardò Maxine. Non so più come abbiamo cominciato, disse Eldie a Maxine. Cancro, disse Re, e scosse la testa di fronte a tanta ingenuità. Anche il cancro comincia nel cervello. Ma non è questo il punto, capite? C'è una tensione molto più grande, c'è qualcosa di molto distruttivo e che sta mandando a pezzi questa famiglia. Però stanno parlando appunto di psicosomatica, di quale sia l'eziologia del cancro, del diabete, insomma. Questo è assurdo, disse Eldie, batté il palmo della mano sul tavolo, il portacenere sussultò, il bicchiere si rovesciò rotolando sul tavolo. Sei pazza, Re, lo sai? Chiudi la bocca, disse Maxine, la madre. Si sbottonò il cappotto e appoggiò la borsa sul ripiano. Guardando Eldie, disse: Eldie, io ne ho abbastanza. Questa è Maxine, è la madre, diciamo. E anche Re, e tutti quelli che ti conoscono. Ci ho riflettuto. Voglio che tu te ne vada, stasera, in questo momento. Ora, vattene immediatamente di qui. Voi, anche se lui non ce l'ha spiegato, avete capito che Eldie è un alcolista, senza arte né parte. In qualche modo, come dire, il rapporto è usurato anche per quello, insomma. Eldie non aveva intenzione di andare da nessuna parte. Volse lo sguardo da Maxine al vaso di sottaceti che era rimasto sul tavolo dall'ora di colazione. Prese il vaso e lo scagliò contro la finestra della cucina. Tanto io volevo far notare vaso di sottaceti. No,
questo dettaglio minimo, però è importante, un dettaglio della quotidianità, c'è un vasetto di sottaceti e lo getta contro il vetro. E Ray balzò dalla sedia. Dio, è pazzo, corse a mettersi vicino alla madre, respirava affannosamente. Chiama la polizia, disse Maxine, è violento. Esci dalla cucina, prima che ti faccia del male. Chiama la polizia, disse Maxine. Fecero per uscire dalla cucina camminando all'indietro. Me ne vado, disse il Dio. Va bene, me ne vado subito, disse. Non chiedo di meglio. Comunque voi siete matte. Questa è una gabbia di matti, ma la vita non finisce qui. Dentro, credetemi, c'è poco da stare allegri in questa gabbia di matti. Sentiva sulla faccia l'aria che entrava dal buco nella finestra. Ecco dove vado, disse. Là fuori, disse, puntando l'indice. Bene, disse Maxine. Va bene, me ne vado, disse il Dio. Picchiò forte la mano sul tavolo. Scostò la sedia con un calcio, si alzò in piedi. Non mi rivedrai mai più, disse il Dio. Mi lasci molti ricordi, disse Maxine. Ironicamente. Ok, disse il Dio. Avanti. Vattene, disse Maxine. Sono io che pago l'affitto qui e sono io che ti dico di andare. Adesso. Me ne vado, disse lui. Non farmi fretta, disse. Me ne vado. Capite? Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Non ha nessuna voglia di andarsene. Questo è il sottotesto. Dove va? Non vuole andarsene, però non fa che dire me ne vado. Lascio questa gabbia di matti, disse Elvi. Andò in camera da letto e prese una delle valigie della moglie dall'armadio. Era una vecchia no-gate, bianca, con una chiusura rotta. Un tempo lei la riempiva di golf e se la portava all'università, anche lui era andato all'università. Buttò la valigia sul letto e cominciò a metterci dentro la biancheria, i calzoni, le camicie, i maglioni, la vecchia cintura di pelle con la fibbia di ottone, i calzini e tutte le altre cose che possedeva. Dal comodino prese delle riviste per avere qualcosa da leggere. Non si può, nessuno è in grado di spegnere questo telefonino? Bene, siamo riusciti. Dal comodino prese delle riviste per avere qualcosa da leggere, prese il portacenere, infilò in valigia tutto quello che poteva, tutto quello che ci stava, chiuse la serratura funzionante, allacciò la cinghia e solo allora si ricordò degli oggetti da toilette. Trovò la busta di plastica sul ripiano dell'armadio dietro i cappelli di Maxine. Rasoio e crema da barba, talco, stick deodoranti e spazzolino finirono dentro. Prese anche il dentifricio e il filo interdentale. Solo questo, ascoltatemi. Certo che voi potete reagire così e dire, ma che ce ne frega a noi, scusi, di rasoio e crema da barba, talco, stick deodoranti, spazzolini, il dentifricio, il filo interdentale, ma sono dettagli inutili? No, qui non sono inutili, perché qui c'è lo strazio di qualcuno che sta per andare via, sta per rompere definitivamente una relazione e non vorrebbe farlo e non sa dove andare e quindi, come dire, ogni piccolo prolungamento, no? Ogni piccolo dettaglio si carica di questa fatica di andar via, questa fatica di finire, questa fatica di lasciare. Quindi anche il filo interdentale qui non è un dettaglio inutile. E prese anche il filo interdentale. Le sentì che parlavano a bassa voce in soggiorno, si lavò la faccia, mise il sapone e l'asciugamano nella busta di plastica, poi aggiunse il portasapone, il bicchiere che era sopra il lavandino, le forbici per le unghie e il piegaciglia di Maxine. Sono frazioni di secondi, come se resistesse ancora, no, a quello che sta per accadere, cioè che è un bagaglio per andarsene, per andar via, per finire, insomma. Non riuscì a chiudere la busta, ma poco importava, si infilò il cappotto e prese la valigia, andò in soggiorno. Quando lo vide, Maxine mise un braccio intorno alle spalle di Re, per paura. Ecco, disse lui, questo è un addio, disse. Non so che altro dire, se non che immagino di non rivederti mai più. E neanche te, disse Eldi a Re, tu e le tue idee picchiate. Va, disse Maxine.
prese la mano di Re. Non credi di aver fatto già abbastanza danni in questa casa? Va, LD, vattene di qui, lasciaci in pace. Ricordati, disse Re, è nella tua testa. Me ne vado. È tutto quello che posso dire, disse LD. In qualunque posto. Via da questa gabbia di matti, disse. Questa è la cosa più importante. Lanciò un'ultima occhiata al soggiorno e poi passò la valigia da una mano all'altra, infilò la busta di plastica sotto il braccio. Vi farò vivo, Re. Maxine, faresti meglio a lasciare questa gabbia di matti anche tu. Sei tu che l'hai fatta diventare una gabbia di matti, disse Maxine. Se è una gabbia di matti è per colpa tua. Lui appoggiò la valigia per terra e la busta di plastica sulla valigia, raddrizzò le spalle e si piazzò davanti a loro. Momento, come dire, di tensione, no? Ecco. Re e Maxine fecero un passo indietro. Attenta, mamma, disse Re. Non mi fa paura, disse Maxine. LD infilò sotto il braccio la busta di plastica e raccolse la valigia. Disse: soltanto una cosa voglio ancora dire. Ma poi non riuscì a pensare cosa mai potesse essere. È un grande finale, racconto breve, che non a caso fa parte della raccolta di cosa parliamo quando parliamo d'amore, ma il racconto si intitola Ancora una cosa, no? Ecco, ed è catartico, sì, anche se, no? La tensione è come se finisse in niente, ma questo niente è molto importante e rivelatore, no? È come se ci fosse un estremo tentativo di dire qualcosa che lasci un qualche segno della sua presenza, che in qualche modo appunto non chiuda tutto, non sia di pura appunto, di pura assenza. E però è come se qualcuno cercasse le parole per dire qualcosa che conti, che importi, e non sa cosa dire, non gli viene in mente niente da dire. Questa assenza, questo vuoto di parole è molto più, diciamo così, significativo e catartico di un finale invece dove le parole magari si sprechino. Ebbene, quell'altro finale c'era. Il primo finale Carver l'aveva concepito così. Aveva concepito che il personaggio di lui dicesse delle cose struggenti, strazianti. Aveva concepito un finale dove, appunto, più lungo, dove appunto lui diceva qualche cosa che aveva a che fare proprio con lo strazio di andare, di partire, di lasciare. Cos'è accaduto? È importante questo che vi dico, che il suo editor, è un episodio molto noto, cioè quello che vi racconto, no? Il suo editor, cioè una figura terza, no? Dopo questo passaggio, no, disse: soltanto una cosa voglio ancora dire, dopodiché veniva appunto la tirata di LD, no? Una tirata straziante, struggente, enfatica, no? Bella, l'ho letta, bella. Retorica, ma nel senso migliore della parola, insomma. Ebbene, come dire, il suo editor ha fatto questa operazione qui, ci ha messo un frego sopra, ha detto no, al suo posto mettici questo, ma poi non riuscì a pensare cosa mai potesse essere. E secondo me, come dire, senza nulla togliere al finale, al vero finale carveriano, ormai è questo il vero finale carveriano, questo finale in levare, no, ha una forza molto più grande, molto più potente, come l'effetto che induce in noi è molto più grande, insomma. E a dire che cosa, appunto? A dire che le forme della catarsi possono essere le più varie, insomma, e che questa anche è una forma di catarsi, che ha a che fare appunto con il fatto che a volte le cose finiscono, ci lasciamo, ci perdiamo e non sappiamo cosa dire, no? Certamente che poi magari nei film o a teatro o anche
anche nei racconti, no? Invece c'è la tradizione delle ultime parole famose, ecco. Qui le ultime parole famose, lui le vorrebbe dire, ma non ha niente da dire, forse in questo è più vero, e forse perciò il finale è tanto più vero e di effetto. Bene, io credo che sia l'una o qualcosa del genere, vediamo. E quindi io me ne vado e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato.